che si stagliano in modo completamente differente, ed è, correggimi se sbaglio, ma l'unico caso nel quale Emilio non subisce ma agisce, ed è il caso del rapporto con le due figlie. È stata la parte più, tra virgolette, toccante per molti aspetti di tutto il romanzo. Quello però è il momento nel quale c'è un cambio di marcia nel tuo protagonista. Il tuo protagonista inizia ad agire, a voler agire. Sì, diciamo che a livello simbolico, tra le tante donne che circondano Emilio, senza appunto raccontare nulla di quello che accade, ci sono una serie di donne che rappresentano il suo passato e il suo presente. Le figlie, anche per motivi anagrafici, rappresentano il futuro. Forse non solo il proprio futuro, ma anche il futuro di Emilio. Ecco perché lì lui capisce che sì, bello posporre le decisioni, bello rimandare, aspettare che sia un gatto a prendersi responsabilità, ma davanti a quelle due figlie, davanti a quello che gli accade, è come il gatto che quando scappa a un certo punto non può più scappare, si gira e tira fuori gli artigli, a quel punto deve prendere in mano la situazione. Quindi assolutamente le figlie sono anche un po' un motore, no? del cambiamento che succederà a lui. Direi che le figlie sono un po' il motore di tutta la seconda parte del romanzo circa. Se vogliamo vedere una prima o una seconda parte nel romanzo stesso, c'è un cambio di marcia, c'è un momento nel quale lui addirittura sembra diventare il nostro protagonista impavido che vuole sfidare il sistema, e con una sorta di approccio